Venerdì 13 febbraio, Claudio Cecchetto protagonista al Party Club, revival anni 70, 80 e 90 per il Delta Radio Day. Organizzata insieme a Delta Radio, ha richiamato un pubblico trasversale tra nostalgie delle notti in discoteca e giovani curiosi di vivere un'esperienza del sapore vintage. In console si sono alternati i DJ del Delta Radio Party Team, Giuliano Presta, Cristiano Curri e Marco Pisetti. Ospite speciale della serata Claudio Cecchetto, vera icona della radio italiana, il DJ che nel corso della sua carriera ha lanciato artisti diventati simboli della musica pop come Giovanotti, Fiorello, gli 883. La sua presenza ha reso l'evento ancora più significativo, riportando alla mente i fasti delle radio libere e delle prime grandi hit italiane. Una serata importante, Claudio Cecchetto, una storia, tu ci stai credendo moltissimo attorno della discoteca. Assolutamente, dobbiamo ricominciare a mettere da parte un po' i social e vivere la musica, il ballo come era un tempo. Claudio Cecchetto al party, Claudio Cecchetto un mito, tu hai inventato gli anni 80-90. Ti ringrazio, ho avuto la fortuna di averli vissuti in prima persona e sono contento che siano stati gli anni migliori in assoluto, soprattutto per la discoteca, tanto è vero che ancora adesso se ne parla e se ne balla. Ma la domanda, 2020, corsi e ricorsi storici, potrebbe ritornare ancora la discoteca, il piacere di... Oggi stiamo vivendo una discoteca riaperta con entusiasmo, secondo te ci potrebbe ritornare un altro anni 80? Ma guarda, dico, le cose che sono successe probabilmente sono successe in un periodo particolare, quindi c'erano le condizioni. Adesso si va verso il futuro, comunque lasciamo che i giovani decidano cosa sarà, però indubbiamente la discoteca una volta era l'unico posto in cui si poteva conoscere qualcun altro, adesso i posti sono aumentati, ci sono i pub, ci sono i concerti, addirittura adesso ho visto che fanno anche le discoteche di mattina, fanno la colazione, quindi sicuramente come ambiente non morirà mai. Diciamo sarà un po' meno frequentato rispetto ai nostri tempi, perché ai nostri tempi c'era solo quello. Ecco, tu sei famoso per aver fiuto. Il tuo fiuto cosa dirà per i prossimi 10 anni? Ma per i prossimi 10 anni, prima di tutto bisogna far riscoprire ai giovani i grandi successi, quelli che abbiamo lanciato negli anni '80, e sperare che ci mettano mano per riattualizzarli.